Ci troviamo nel bosco di Franca, siamo a pochi chilometri da Mestre. Si è da poco conclusa l'inaugurazione di un'importante opera da parte del Consorzio Acque Risorgive di Ambi Veneto. È il canale Quai che porta acqua derivata dal Sile alle campagne e acqua potabile anche a Venezia. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto i protagonisti ai nostri microfoni. Noi crediamo che quest'opera sia importante perché il significato sia economico, ma anche e soprattutto per il significato istituzionale della collaborazione che c'è stata per raggiungere questo obiettivo. Soprattutto un obiettivo che nelle tempistiche è anche un obiettivo di quello che ci troveremo tra qualche mese di fronte nella spesa delle risorse del Recovery Plan, e quindi come Consorzio di Bonifica ci candidiamo a dare una mano, ad aiutare il Paese per riuscire a spendere quelle risorse, perché quelle risorse diventino un'opportunità e non un problema. Le sfide che abbiamo di fronte sono sfide importanti, quelle dei cambiamenti climatici, ma anche e soprattutto le sfide della sostenibilità. Una sfida della sostenibilità che, se pensata e se risolta semplicemente con dei divieti, crediamo che non raggiunga in pieno gli obiettivi. Noi crediamo che l'acqua in agricoltura non sia un'acqua consumata, ma sia un'acqua utilizzata per produrre cibo. Per questo deve essere vista all'interno di tutte le sue sfaccettature. Molto spesso, quando abbiamo delle zone irrigate, abbiamo delle zone che sono più vivibili dal punto di vista turistico, dal punto di vista umano, ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale. Quindi quando parliamo di acqua in agricoltura dobbiamo pensare a un'acqua che non serve solo come motore volano economico per la nostra agricoltura, ma serve anche ad mantenere uno straordinario ambiente in cui quest'acqua circola. Questo, l'abbiamo sentito stamattina, è un evento importantissimo perché inauguriamo un'opera e non un cantiere. In realtà nei tempi, in anticipo rispetto ai tempi previsti, un'opera importantissima finanziata dal Ministero dell'Agricoltura con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale, quindi della Comunità Europea, è operativa. Quindi questa grande soddisfazione sia per le maestranze, i tecnici, tutti coloro che hanno lavorato, e essere riusciti appunto a dare a un territorio un'opera irrigua e multifunzionale, perché ha anche altro scopo, quello di trasportare acqua potabile verso il potabilizzatore che fornisce poi la città di Venezia, una risorsa importante. È inevitabile che questo è uno dei tanti cantieri che il mondo dei consorzi di bonifica si sta prestando a realizzare e a chiudere, anche perché siamo in fase avanzata. Piano di sviluppo rurale nazionale che ha portato quasi 100 milioni di investimenti sul nuovo territorio, su 6 consorzi che hanno progettato, e ci stiamo preparando alla grande sfida che avremo davanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni fino al 2026, che sarà quello di poter realizzare importanti opere grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Direi decisamente un appuntamento che speravamo arrivasse, perché voleva dire essere arrivati a compimento di un'opera per noi importantissima e che segna un po' il territorio, perché dagli anni 50, come ricordavi, ha dato la possibilità di irrigare circa 3.000 ettari che prima non avevano disponibilità d'acqua. Ha dato acqua potabile a Venezia e ha dato acqua alle infrastrutture industriali di Marghera e di Mestre, e questo è un po' il segno della multifunzionalità che hanno i canali nostri, in particolare in Veneto, quello di servire praticamente una città diffusa, la nostra, e anche i canali sono stati, diciamo, usati in questo senso. È un'opera importante perché stiamo parlando di 14 milioni di interventi che hanno rifatto
completamente la struttura portante di questo canale e lo hanno messo in sicurezza e soprattutto consentono di risparmiare circa 6 milioni di metri cubi di acqua all'anno che prima andavano dispersi per le varie infiltrazioni che c'erano. Abbiamo fatto una riqualificazione del canale, vuol dire la ricostruzione dei calcestruzzi che lo componevano, perché nel tempo si erano ammallorati, rotti, demoliti, in qualche caso anche crollati, e quindi c'erano importanti perdite lungo tutta l'asta del canale, che è 10,5 km. Con quest'opera l'abbiamo impermeabilizzato, ricostruendo le sponde del canale e evitando quindi le perdite d'acqua, risparmiando notevoli quantità e potendole dedicare ad altro. Un progetto importante perché, lo ricordiamo, il canale non ha solo uno scopo irriguo. Sì, l'acqua del connettore Quai arriva anche al porto industriale di Marghera, quindi ha un servizio per le industrie, e anche a Venezia come acquedotto civile per il civile utilizzo.